respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Spazio Più. Spazio Più, trasmissione curata e condotta da Domenico Magnetta. Tra poco diamo a lui la linea, nel frattempo vi ricordo i numeri per intervenire in diretta: 02 6620 3529 per le vostre chiamate, 02 66 20 35 29, lo stesso numero ma detto in doppia cifra, oppure per chi vuole scrivere il suo messaggio WhatsApp può farlo al numero 346 6427 756. Anche in questo caso la doppia cifra 346 64 27 756 per i vostri messaggi WhatsApp. Domenico Magnetta, a te la conduzione per i prossimi 60 minuti circa. Una chiamata, un'amica ascoltatrice è già in attesa. Grazie Roberto Colombo, grazie a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di RPL. Allora, visto che abbiamo subito un'ascoltatrice in attesa, diamo subito la parola a questa gentilissima ascoltatrice. Chi sei e da dove chiami? Buonasera Mimmo, sono Annalisa, chiamo da Misito, provincia di Monza e Brianza. Buonasera Annalisa, cosa vuoi dire alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori questa sera? Dici subito. Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare e vi chiedo anche scusa perché sono circondata da un po' di bambini, perché oggi sono proprio qui in veste di mamma. E niente, quello che volevo tirare fuori era un po' questa questione che io reputo abbastanza scandalosa delle mascherine che vengono distribuite in questo momento nelle scuole, che sono delle mascherine palesemente per adulti, tant'è che recano la dicitura proprio per adulti sulla confezione. Sono delle mascherine che, come sappiamo, ai bambini vengono imposte praticamente tutto il giorno, perché voi saprete, insomma, se masticate la scuola, comunque io lo so molto bene, c'è ancora questo protocollo per cui i bambini devono tenere la mascherina tutto il giorno, anche al banco, anche distanziati, eccetera. Quindi io trovo abbastanza scandaloso che nemmeno quest'anno, dopo lo scandalo dell'anno scorso, che sappiamo sono state usate mascherine che sono state considerate poi non a norma, che non soddisfacevano i requisiti di norma, anche quest'anno le mascherine sono completamente inadatte perché sono delle mascherine per adulti. Niente. Perdona l'interruzione, fammi capire, i bambini quante ore stanno in classe? 8 ore. 8 ore possono togliere la mascherina solo a mensa. E tutte le ore con la mascherina, tutte le 8 ore con la mascherina. Ma io non capisco, cioè se uno va al ristorante, una volta che si siede al tavolo se la toglie la mascherina, cioè, un bambino deve stare per 8 ore con la mascherina sul volto, non si sopparte. Esatto, ed è una follia totale. Io ho cercato chiaramente a inizio anno, di avere anche un colloquio con la dirigenza scolastica, colloqui che vengono poi sempre negati perché insomma la scusa è sempre quella, no? Ci dicono di fare così, non sappiamo cosa fare, il protocollo è valido quello dell'anno scorso perché quest'anno non ci hanno dato ulteriori indicazioni e io la trovo una misura francamente disumana, perché io tra l'altro parlo da un paese dove la scuola è una scuola molto grande, ci sono molti spazi, quindi le classi non sono le classiche classi pollaio, i bambini sono ben distanziati, niente, ciò nonostante anche al banco devono tenere la mascherina. Ma la cosa scandalosa è che dovreste mandarci, quantomeno a scuola, dovrebbero distribuire delle mascherine adatte, invece queste portano proprio la dicitura per adulti, quindi non capisco a questo punto nemmeno lo scopo di queste mascherine. Ti posso chiedere una gentilezza? Mi mandi un messaggio appunto con l'indirizzo, il nome di questa scuola, l'indirizzo del paese preciso, vedrò appunto di far intervenire
i nostri riferenti politici perché appunto pongano, almeno perlomeno insomma, se i bambini devono avere queste cavolo di mascherine, beh, almeno le abbiano nella loro misura, insomma, anche perché se tu fai mettere una mascherina d'adulto a un bambino, a una bambina, è praticamente inutile, insomma, perché ci sono talmente tante prese d'aria. Non c'è utilità, Mimmo, ai fini di evitare la contaminazione, perché non aderisce al volto, tende a cadere, lascia scoperto il naso, è una cosa insomma che si commenta da sé. No, invece un'utilità c'è, che è quella presa della continuare a prendere in giro bellamente le persone, insomma, perché tu costringi una mamma e un papà a fare indossare la mascherina al figlio, che però appunto praticamente non serve a niente. Qua ci continuano a prendere per i fondelli. È quello, perché io tra l'altro sono anche, scusa l'intrusione, sono anche la rappresentante della mia classe e ricevo moltissime lamentele di famiglie che insomma onestamente non ce la fanno più per il secondo anno consecutivo a sopperire ancora i costi per le mascherine loro stessi, perché le mascherine sono un obbligo, ma non ecco, la presa per i fondelli, come dicevi tu, è palese, perché dandomi le mascherine per adulti evidentemente le mascherine poi le devo comprare io per i bambini. Certo, insomma questo è l'ennesimo atto che noi dallo Spazio Più da RPL denunciamo. Generalmente ogni volta che noi denunciamo qualcosa riusciamo anche a portare poi a compimento una risoluzione del problema. Ti prego, mandami appunto questi riferimenti che io ti ho chiesto e vedrò appunto di intervenire, di far intervenire chi di dovere su questa cosa qua, perché presumo che questa situazione che state vivendo, che stai vivendo tu appunto con tuo figlio nella scuola del tuo paese, la staranno vivendo in migliaia di altre scuole sparse per il territorio italiano. Assolutamente, non credo che una qualche scuola sia stata graziata e siano state distribuite in qualche scuola mascherine adatte. Queste sono proprio quelle che mandano dal Ministero, insomma quelle prodotte dalla famosa FCA. Vabbè, dato che dal Ministero della Sanità ne abbiamo avuta di ogni, possiamo... Cioè, questa è la punta dell'iceberg. Ti ringrazio Annalisa, grazie per questa a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie, un abbraccio, grazie, un bacione al bambino. Tutti, un abbraccio a tutti voi, grazie mille, buon proseguimento. Grazie. Allora, chi vuole può continuare a chiamare alla diretta al 026620 35 29 e così se ha altre cose da denunciare ce le dice. Allora, prima il regista Roberto ha dato tutte le varie indicazioni per contattarci, vi aggiungo quella che finita la trasmissione, se volete potete andare sulla pagina Facebook dei professionisti e imprenditori uniti e vi potete riascoltare tutta la trasmissione. E a questo punto passo la parola al mio amico e co-conduttore della giornata che è Carlo Persano, che ha da svelarci delle ulteriori novità rispetto alle varie porcherie che ormai qua in Italia siamo costretti a vivere, a subire. Buonasera Carlo. Buonasera Mimmo e buonasera a tutti. Sono stato promosso a conduttore per questa volta. Sì, quando superi le tre trasmissioni di seguito diventi anche tu conduttore, non so cavoli tuoi. Sì, immagino. Senti, io intanto non sapevo di questa, che le mascherine distribuite in Lombardia fossero quelle prodotte da FCA, perché l'ha detto l'ascoltatrice adesso. A me è sfuggito perché io sono qua su una mela piazza di una località della Ciociaria, c'ho un branco di cani di segugi da caccia che non smettono da baiare e mi ero un attimino distratto. Quindi abbiamo anche l'aggancio sui temi economici, perché FCA ultimamente ne ha combinate di tutti i colori, forse ne sta combinando anche con ste mascherine. Si è letto qualcosa in giro di qualche dubbio anche sulla tenuta anche per gli adulti di queste mascherine. Non sappiamo quanto sia vero o meno, però insomma questa FCA si fa sempre chiacchierare. Io ho letto che io Carlo, correggimi se sbaglio, ho letto che FCA ha prodotto una marea di mascherine per cui ora hanno l'esigenza di smaltirle, e chiaramente dove smaltirle meglio che nelle scuole?
Ma no? guarda, onestamente non ho seguito, ho letto qualche titolo in relazione a queste delle polemiche sulle mascherine prodotte da FCA. Quindi adesso sono stupito in negativo ovviamente da quello che ci ha raccontato questa vostra ascoltatrice, Certo. questa signora, e resto stupito che ai bambini facciano tenere la mascherina per tutto quel tempo, e in più è una mascherina non valida. Boh, va bene. Però finiscici di stupire con le ulteriori novità che tu hai scoperto, perché voi dovete sapere che Carlo Persano è uno studioso di tutte queste situazioni di malaffare, appunto, che interessano appunto certe alte sfere a livello di grosse aziende, di finanze e cose varie. Facci scoprire quelle altre fetenterie, di quali altre schifezze sei venuto a conoscenza. Allora, ne ho selezionate 3, 2 nazionali e una internazionale. Allora, la prima, di cui le cito tutte e 3, poi vediamo quanto e come, se si fa in tempo a parlare di tutte quante, poi se no deciderai tu se aggiornare in qualche altro momento. Allora, la prima delle 3 è la situazione dei licenziamenti mandati via mail non solo dalla GKN di Campi Bisenzio, perché è diventata una moda un po' per tutti, anche in Brianza si sono comportati alla stessa maniera, anzi in alcuni casi addirittura col WhatsApp, mi sembra di aver letto. Siamo preda delle modernità, ormai si fa tutto via social. Preda delle modernità, sì, ma poi però ci sono state appunto notizie nuove sulla GKN trionfalistiche, e vediamo dov'è tutto sto trionfo, se è solo una questione elettorale o se c'è veramente motivo di trionfare. Questo è il primo argomento. C'è un altro argomento che avevamo accennato la volta precedente, che riguarda anche questo in parte l'economia, perché come giustamente dicono in tanti, l'aspetto dei tribunali, della magistratura, dei tempi della giustizia, dei modi della giustizia influenza parecchio le aziende. È vero, dicono, almeno un po' di tempo fa dicevano che il Tribunale di Milano per le denunce per truffa aveva una media di 13 anni, quindi praticamente ricevere una denuncia per truffa, a meno che non eri un personaggio che finiva in televisione o sulle prime pagine dei giornali, praticamente avevi un iter processuale che non finiva mai ed era praticamente inutile fare la denuncia per truffa. Quindi il secondo argomento è la mala giustizia in Italia, e quindi il referendum che sta proponendo anche la Lega. E la terza notizia sarebbe una notizia di carattere internazionale, perché ha stupito un po' tutti questa situazione che si è venuta a conoscere quasi improvvisamente, di un colosso delle immobiliari in Cina che ha 300 miliardi di debiti ed è già fallito tecnicamente o sta per fallire. Quindi anche in questo caso cercare di capire i perché, questo è un discorso un po' più ampio respiro, i perché del comportamento del governo cinese. Si sta parlando di una seconda Lehman Brothers che causò negli Stati Uniti l'inizio della crisi dei mutui, come fu chiamata allora, e sembra che il governo cinese si voglia comportare alla stessa maniera con questa Evergrande, la pronuncio come sta scritta, e quindi se c'è tempo magari possiamo parlare anche di questo, per capire questa curiosità, che poi potrebbe anche non essere solo una curiosità se va a travolgere di nuovo tutte le borse mondiali. Io partirei, se sei d'accordo con la... Posso fare un piccolo inciso su questo terzo argomento?
Di sicuro non accadrà come è accaduto in America, che praticamente chi ha combinato il disastro praticamente ha pagato poco e niente. In Cina chi fa queste cose è il costo del proiettile che appunto viene addebitato alla famiglia. Insomma, io fossi negli amministratori di questa azienda, di questo mostro della finanza che ha prodotto questo disastro, comincerei un attimino saresti un po' un filo preoccupato. Sì, in effetti c'è anche questa considerazione. Io, se vuoi, inizierei a parlare con la situazione lì in Toscana, perché ne stanno dando un risalto incredibile, come se il PD, la FIOM, e la CGIL e anche i 5 Stelle, che si sono presi il merito di quello che è successo e stanno suonando così una gran cassa, come se avessero finalmente dato un segnale, risolto il problema con un segnale decisivo a tutte le aziende che si comportano in quel modo lì. Ma ci sono molti dubbi, Mimmo, su questa situazione, molti dubbi. Perché? Allora, ricordiamo brevemente che cosa è successo. È successa l'ennesima situazione in base alla quale l'azienda, che in questo caso è un fondo britannico che possiede questa società GKN in Italia, all'inizio dell'estate ha mandato a tutti i dipendenti una lettera, una mail in cui gli comunicava che erano stati licenziati. Quindi già se improvviso, una cosa abbastanza improvvisa, senza che ci fossero stati cenni di avvisaglie di nessun tipo di questa cosa, anche perché ma era un'azienda che era in crisi, o sbaglio? Perché invece non era in mi sembra di crisi. aver sentito che funzionava benissimo, anzi ha avuto esatto. anche una crescita. Sì, ma come anche parecchie delle altre aziende a cui è successa questa cosa. No, non solo non era in crisi, semplicemente volevano spostare le produzioni in Polonia, vogliono spostare le produzioni in Polonia perché evidentemente in Polonia gli conviene di più. Poi in Polonia c'è una situazione di contratti di lavoro che, se vuoi, è anche peggiore di quella dell'Italia, quindi approfitterebbero probabilmente anche di questo aspetto. Quindi che cosa succede? L'azienda manda 422 mail: non presentatevi più al lavoro perché siete tutti quanti licenziati. Apriti cielo, perché naturalmente, soprattutto per il numero dei dipendenti, c'era appena stata anche la questione, la vicenda della Whirlpool, quindi non risolta neanche quella. Dico neanche quella perché a oggi, secondo me, non è risolta neanche la situazione della GKN, nonostante abbiano fatto vedere da varie parti che quando i sindacati hanno dato la comunicazione ai dipendenti, che erano riuniti, alcuni dei quali erano riuniti così in attesa di notizie dal tribunale, perché è stato fatto un ricorso in tribunale alla sezione del lavoro di Firenze, c'è stata un'ovazione da stadio, come se la squadra del cuore avesse segnato un gol, la nazionale avesse segnato un gol. E invece non è successo, Carlo, spieghiamo, invece non è successo altro che il giudice praticamente ha riconosciuto fatti male alcuni passaggi, per cui in pratica dovrà essere ridiscussa la questione appunto del licenziamento, dovrà essere riformulata, però appunto i lavoratori toscani non possono assolutamente dormire sonni tranquilli, stanno precisamente nella stessa condizione in cui sono stati precipitati con una semplice mail. Dici bene, ma io immagino che adesso, dopo le prime esultanze, abbiano capito qual è la situazione reale, perché la sentenza del tribunale ha sì disposto la revoca dei licenziamenti per comportamento, scritto in altra maniera ovviamente, antisindacale da parte della GKN, che avrebbe non ottemperato alla clausola, all'articolo 9 del contratto nazionale di lavoro,
dove si richiede una procedura di consultazione e confronto prima di arrivare a una decisione simile. Però di fatto la sentenza precisa anche che non blocca la chiusura dell'azienda, quindi l'azienda resta chiusa, e questo sarebbe il meno, perché dici va bene, magari passa altri 15 giorni, 20 giorni, poi qualcuno riesce a combinare qualcosa, ma non blocca la messa in liquidazione dell'azienda. Quindi il fondo proprietario della GKN si sta vendendo quello che c'è da vendere dell'azienda, perché il tribunale non ha bloccato, si sta vendendo i beni dell'azienda e tutto sta proseguendo come prima, più di prima. Quindi hanno fatto esultare questa povera gente, perché oltre a beccarsi il licenziamento probabilmente si sono presi anche un'illusione di quel tipo. Hanno rinviato tutto al governo, dicendo adesso il governo passiamo la palla al governo che deve fare la sua parte come noi abbiamo fatto la nostra parte, ma loro così quando invece tutto andrà a carte 48 la colpa sarà del ministero che è competente adesso, che se non sbaglio è quello del Mise che è guidato da Giorgetti, praticamente è un'ulteriore polpetta avvelenata che stanno rifilando alla Lega e noi abbiamo il dovere di denunciarlo. Che per favore lo denunci anche la Lega, perché come si chiama il segretario del PD, Letta, è andato in giro sbandierando di grande vittoria di qui, di là, di su, di giù. Poi, appunto, perché se in questa maniera lo pigliamo in saccoccia noi, ha detto ecco, finalmente il tribunale ha dimostrato che avevamo ragione noi. No, qui c'è un punto da dire, che nessuno sta facendo niente, soprattutto mi rivolgo ai sindacati e teoricamente mi rivolgo anche ai partiti di sinistra, perché loro una volta dicevano che prendevano le parti dei lavoratori, oggi non si capisce più. Sì, un par di palle, Carlo, perdonatemi ascoltatrici e ascoltatori, ma quando ci vuole un par di palle. Una volta a sinistra c'era il Partito Comunista che appunto in pratica serviva il popolo. Ormai serve solamente gli interessi stretti di piccoli personaggi, insomma, perciò non ci prendiamo in giro. Vabbè, infatti che cosa succede? Succede che non solo. Allora, iniziamo a dire cosa succede in Germania in una situazione di questo genere. Sarebbe potuta succedere in Germania una situazione così? No. Perché in Germania che cosa c'è? C'è una legge che dice... Quella famosissima legge in cui praticamente l'amministratore dell'azienda deve riunirsi al tavolino con anche i rappresentanti dei lavoratori e chiaramente se propone una cosa ignominiosa, vergognosa, i lavoratori la bloccano. Di più, Mimmo, perché questo in effetti con un accordo a livello di contratto nazionale teoricamente lo puoi fare in Italia. Ma cosa vuol dire sedere in un consiglio di amministrazione insieme agli amministratori nominati dalla proprietà? Vuol dire che tu vieni a conoscenza dei conti dell'azienda, e delle azioni straordinarie, perché è in quella sede che devi dichiararli dal punto di vista civile e penale. Attenzione, allora, tu sei penale. Un esperto economico, tu sei il mio esperto economico, io appunto ti ho invitato un sacco di volte a radio, ormai ti ho nominato sul campo co-conduttore, ma dimmi una cosa, toglimi una curiosità, ma in Germania se un'azienda, se una multinazionale che appunto ha prodotto per sé utili, no? Può dall'oggi al domani delocalizzare, può dall'oggi al domani togliere la sede fiscale dove si pagano le tasse, appunto dalla Germania e portare, che ne so, in Olanda. Noi abbiamo avuto tanti che in Italia l'ha fatto anche Mediaset, l'ha fatto l'FCA, ora non mi ricordo quali altre aziende l'hanno fatto, insomma tutte quante lavorano e fanno i soldi in Italia, però in compenso quelle poche tasse che qualcuno riesce a farli pagare le pagano in Olanda. In Germania è anche legale questo? In Germania questa modalità non è assolutamente prevista e accettata? Allora, dal punto di vista legale sarebbe anche legale anche in Germania,
Però di fatto... Perché è sempre colpa dell'Unione Europea. No, giusto? però esatto, però di fatto non si può fare in Germania, perché il sindacato, al momento in cui tu vuoi cambiare la sede fiscale, al momento in cui tu vuoi delocalizzare, al momento in cui tu vuoi dichiari che non stai facendo utili, se tu siedi nel consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione è un organo di conoscenza pubblica, nel senso che quello che viene dichiarato lì è come se tu lo dichiarassi davanti a un giudice. Quindi poi se tu avessi dichiarato il falso, tu ne rispondi penalmente, ti arrestano. E in Germania si finisce in galera? E si finisce in galera. Però quello che ti voglio dire di più ancora è che il vero elemento che sfugge ai sindacati italiani, dico sfugge, ma poi vedremo cosa è successo qualche decina d'anni fa in Italia e forse non gli sfugge tanto, forse era cercata questa cosa, però oggi sfugge e nessuno dice che il sindacato, sedendo lì a quel tavolo del consiglio di amministrazione, conosce in anticipo quello che vogliono fare. Capito? Conosce in anticipo, se decidono di cambiare la sede fiscale, lì lo devono dichiarare e il sindacato lo viene a sapere. In Germania lo viene a sapere e che cosa fa? Blocca l'azienda. Dice no, tu sta cosa qui non la fai. O ce la spieghi e fai capire che utile c'è per i dipendenti in questa mossa che stai facendo, o se no ti blocchiamo l'azienda. Ecco che cosa succede lì. Capisci? Questo Ed è qui che piombiamo nel referendum sulla giustizia. No. In Italia. Prima del referendum sulla giustizia, aspetta che ci scusa un attimo. Prego. C'è una pausa e riprendiamo dopo, mi sembra, giusto? Sì, abbiamo la pubblicità. Va bene. Pochi minuti e poi ritorniamo. Pubblicità. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Rapidissimi, dopo questo spot di pochi secondi, la linea fino al termine a Domenico Magnetta e al suo ospite in studio Carlo Persano. Ecco, grazie Roberto. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questo punto a dire: ma perché in Germania c'è una legge simile e in Italia no? Facciamoci anche questa domanda, perché oggi stanno dicendo facciamo una legge che penalizza chi vuole delocalizzare, per esempio la GKN delocalizza e gli vogliono mettere una penale ridicola, che chiunque se ne scapperà di notte senza dire niente paga la penale se mettono quella penale così ridicola. Ma di più, la cosa più assurda è: perché non propongono di emanare una legge del codice civile, per il codice civile identica a quella che c'è in Germania? Facciamoci questa domanda. Io ho una risposta. Dalla allora, la risposta è che questa legge in Italia esisteva una legge praticamente identica che è stata cancellata dopo il 1945, perché era la legge 375 del 1944, che è stata cancellata dopo il 1945 perché era evidentemente una legge che faceva diminuire la conflittualità tra i dipendenti e la proprietà, perché stando seduti allo stesso tavolo tutti vedevano l'andamento dell'azienda, tutti vedevano i parametri dell'azienda e quindi furbate non se ne potevano fare, pena cadere sotto la giurisdizione penale. Perché
capito. Cioè è stata cancellata questa legge, ok, dice prima del 1945 era tutto brutto. No, non è vero, c'era qualcosa che funzionava. Per esempio questa legge, dovevano tenerla. Oggi abbiano il coraggio di fare ammenda e dire abbiamo sbagliato a cancellarla, ripristinatela, chiamatela in un'altra maniera, chi se ne frega, chiamatela nel modo che vi pare, ma ripristinate la legge che permette ai rappresentanti dei dipendenti di sedere nel consiglio di amministrazione, non per le decisioni strategiche, perché quelle, anche la 375, cioè chi gestisce un'azienda, chi ha la proprietà di un'azienda e la gestione di un'azienda deve essere libera di fare delle scelte, però non me le puoi nascondere. E quindi se mi vai a nascondere una scelta truffaldina, una scelta losca, io lo devo sapere per tempo, e se ho voglia, con i miei diritti sindacali, te la blocco. E poi a maggior ragione, perdonami Carlo, a maggior ragione appunto se l'azienda ha prodotto reddito e utilizzando fondi dello Stato, finanziamenti dello Stato, a parer mio dovrebbe essere nazionalizzato e gli amministratori a parer mio dovrebbero essere anche fucilati come usa fare la Cina. Nessuna responsabilità di quello che dico, però appunto una volta questa si chiamava evasione fiscale, quando un industriale pigliava quello che portava all'estero fondi che aveva prodotto con la sua azienda e se li portava via di nascosto, veniva appunto perseguito penalmente. Oggi non è possibile invece che aziende che utilizzano soldi pubblici italiani per fare i loro affari, poi dopo se li porti li delocalizzino da qualsiasi parte. Ecco l'esempio dell'Olanda è uno, insomma, ci sono anche gli altri. Olanda, Lussemburgo, Irlanda. Cioè, quello è un reato, Sì, dobbiamo sì. farla finita in Italia di fare i coglioni, che se uno ruba una mela è un assassino, un criminale, se uno fa parte della microcriminalità deve essere eliminato perché dà fastidio. Invece chi ruba la grande, addirittura col favore della legge, è invece uno tosto. Questo è un modo di fare veramente odioso. Quando uno ruba o una lira, ruba 1 miliardo di lire o di euro, va perseguito penalmente e va punito, ripeto. Perciò se uno piglia per fare il furbo, guadagna soldi facendo anche grossa imprenditoria, però grazie anche ad aiuti dello Stato, non può fare quello che vuole. Non è vero che vince il principio, perché a me tanti mi hanno risposto ma sai, in Italia un imprenditore può fare quello che vuole. Un par di cazzi, perché tu imprenditore che hai preso soldi pubblici non puoi fare quello che vuoi, perché tu comunque sia ti fotti i soldi che lo Stato ti ha dato per aiutarti nel sviluppo della tua azienda, e dopodiché comunque fai rimanere senza lavoro migliaia di persone. Non esiste. Io, ripeto, sarò molto ancora ortodosso in questo senso, ma secondo me non lo possono fare, insomma, non lo devono fare. E io farei anche una precisazione, cioè qui non stiamo parlando del fatto che un'azienda che non aveva commesse, non aveva fatturato, non faceva utili, debba finire per essere chiusa. È ovvio che se l'azienda andava male, se era diventata vecchia, se era diventata statica e non riuscivano ad andare in giro a cercare il fatturato, quella purtroppo il destino è quello. Qui stiamo parlando di aziende che vanno bene o comunque che hanno degli utili discreti e sono stati aiutati dai soldi pubblici, che magari sono anche state aiutate dai soldi pubblici, e che quindi come nel caso di FCA ne abbiamo parlato tante volte. E invece a un certo punto, quindi io quello che direi è visto che tutti stanno parlando di una proposta del ministro che sta preparando il ministro Orlando sulle delocalizzazioni, la prima proposta è: ripristinate una legge che dia il posto ai rappresentanti del sindacato per aziende oltre un certo numero di dipendenti nei consigli di amministrazione, perché così il sindacato viene a sapere tutto quanto e lo condivide con la proprietà. Secondo me gliela dobbiamo scrivere noi questa legge, Carlo. Se tu non ti metti carta
penna e calamaio, ci metto un attimo, vai in internet come ho fatto io, riprendi la legge 375, le cambi il nome e quella è la legge. Carlo, fallo, perché io comincio qua e ti prometto, mi piglio l'impegno a costo di essere denunciato per stalkeraggio, di andare da ogni singolo politico di mia conoscenza e sottoporgli questa cosa, anzi, e dirgli che il popolo italiano, che i lavoratori italiani hanno bisogno che questa legge venga presentata e venga ottenuta. Capisci il punto qual è? Che è la legge che impedisce di andare a seguire i buoi quando sono già scappati, perché adesso la GKN è in quella situazione, i buoi sono già scappati, le commesse ci sarà già qualche polacco che le starà producendo. Certo. È già scappato, tu lo devi sapere prima che scappino. Certo. Quindi scrivila che io, ripeto, mi piglio questo impegno di andare a tampinare proprio i vari politici che conosco, come li ho tampinati per la Bolkestein. Non ci impiego né uno né due a ricominciare per questo, anzi, perché io con la Bolkestein ho cercato di difendere 187.000 ambulanti. Penso che sia qualche cosina di più, i numeri siano un pochino maggiori rispetto per quanto riguarda 187.000 ambulanti sono importanti. In Italia i lavoratori, lo sappiamo dal Green Pass, sono 23 milioni, 2 milioni sono di lavoratori autonomi e poi il resto, 3 milioni e mezzo sono di dipendenti della pubblica amministrazione e il resto sono lavoratori del privato. Cioè parliamo di milioni e milioni di lavoratori, milioni e milioni di famiglie. Non tutti in aziende con un certo, perché è chiaro non lo puoi fare un'azienda con 3-10 dipendenti, devi farlo in aziende anche perché noi siamo un'associazione di imprenditori e io stesso sono un imprenditore, ho un'azienda mia, sappiamo che le aziende tra i 50 e i 100 dipendenti sono come delle famiglie allargate, tutti quanti sanno tutto e lì non dico che non c'è bisogno di sindacato, però non c'è bisogno per sapere come sta andando l'azienda, perché dal portinaio al presidente hanno le stesse informazioni, capisci? Quindi fortunatamente in Italia, dico fortunatamente a questo punto, c'è una media altissima di piccole aziende. In Veneto si parla di un'azienda ogni 11 dipendenti. Il dato della California è un'azienda ogni 5. Correggimi se sbaglio, però le piccole e medie imprese italiane ricevono sempre pochi aiuti rispetto ai grossi. Zero aiuti. Zero aiuti, sì. Infatti noi siamo tra quelli che dicono levate tutti gli aiuti perché tanto a noi non arriva mai un euro. Sì, zero aiuti. Quindi però sbagliate, perché uno dovrebbe dire levate questi aiuti, però levate soprattutto ai grandi. E oltretutto non date più niente a nessuno. No, e oltretutto la piantino di dire che il problema delle aziende italiane è la dimensione troppo piccola. Perché in California, abbiamo detto in Veneto una ogni 11, in California sono una ogni 5 dipendenti. Questo perché dico questo? Perché oggi la filiera, quindi la catena di alimentazione, la supply chain, è sempre la stessa parola detta in 3 modi diversi. La filiera che va dal fornitore al consumatore finale è fatta di tanti segmenti che possono stare tutti in un'unica azienda oppure tutti in varie aziende dove ognuno fa un pezzetto, che con i collegamenti remoti di oggi, l'abbiamo visto con quello che in Italia viene chiamato smart working, che si chiama così solo in Italia, all'estero lo chiamano remote working. Per quanto riguarda la filiera, tante piccole aziende messe insieme sono come funzionano meglio e di più di un'unica grande azienda che dice di fare l'economia di scala.
le fai anche con tutte le aziende collegate in remoto, con un just in time perfetto anche in remoto, che è quello che succede in California, è quello che succede, che ne so, in Veneto, in Lombardia e in tutte le aree d'Italia dove c'è questa diffusione di piccole e medie aziende. Questo era il secondo argomento, il terzo? No, questo, a dire la verità, era il primo e ci siamo fatti fuori. Però, Mimmo, guarda che il fatto che continuino a dire che devono reagire il governo, i politici alle delocalizzazioni e non prevedano una legge come quella che c'è in Germania e come c'era anche in Italia prima, è una cosa che a me non so se mi fa ridere o piangere, perché è la prima cosa da fare, perché, ripeto, quella ti serve per le aziende che stanno andando bene. Quelle che vanno male purtroppo vanno male e finiscono per essere chiuse comunque, finiscono per far la fine di quella cinese, la Evergrande, che è grandissima ma sta andando male. Allora, Carlo Persano, co-conduttore dello Spazio Più da RPL, io ho come testimoni tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Tu da oggi ti prendi l'impegno di scrivermi al più presto, al massimo entro 10 giorni. No, 10 giorni no, io lavoro anche, devi darmi qualche lavoro. Vengo qui perché mi piace, per amicizia, però c'ho anche i miei tempi, ecco. Ma almeno per dopo le elezioni, perché io quando sono le elezioni? Il 3 e il 4. Ammazza, è qua dietro. Io penso che se si riusciva a portare questa legge prima delle elezioni, ottenevamo l'impegno non solo vedo di fare il possibile, sai che se non lo dico per dire, che se riesco lo faccio. In questo momento io posso andare a rompere le palle dalla Lega fino addirittura Italia Viva. In questo momento stranamente dice che è Orfini che si sta occupando di sta roba, che si svegli Orfini, dice che ha la villa in Messico, venga un po' in Italia anziché andare in Messico, se è vero che ha lì la villa. Cioè, qua la sinistra italiana è molto particolare, quelli che hanno le ville in Messico, quelli che hanno le cucce dei cani che hanno 24.000 euro, insomma, l'Italia è un paese molto particolare, insomma. Però ripeto, ecco, se tu mi fornisci questo strumento, io comincio proprio lo so che poi tu martelli. Sì, dai, buona idea. Perché noi comunque dobbiamo fare anche fatti, cioè, siamo bravi appunto a trovare, a scoprire i misfatti, poi però dobbiamo anche fare i fatti che sono quelli che servono appunto a risolvere certe situazioni e impedire appunto che milioni, perché qua si parla di milioni di lavoratori che rappresentano milioni di famiglie. Sì, io faccio sta fatica anche se loro basta che vadano in Baviera, si prendano un buon traduttore se non parlano il tedesco e copiano la legge che c'è in Baviera, pari, va bene anche quella, è perfetta. È chiedere troppo. A me hanno insegnato che alla politica bisogna andare con richieste poche e precise, in maniera che appunto il politico non abbia difficoltà a presentarle e noi questo dobbiamo fare, insomma. Va bene. Io mi ricordo che per quanto riguarda la Bolkestein e anche altre amenità che erano state presentate contro, non per aiutare, contro la categoria dei lavoratori ambulanti, che ho sempre portato brevi precise richieste, e ogni volta da destra a sinistra sono sempre stato aiutato, perché poi comunque quando tu alla nostra politica, quando ai nostri politici gli fai vedere l'obiettivo giusto, onesto e reale, tutti quanti non possono che aderire, capito? Che tante volte tu spesso hai fatto riferimento ai sindacati che non hanno fatto nulla. Ecco, tante volte in Italia noi abbiamo avuto sindacati che invece di fargli l'interesse della categoria che dovevano rappresentare, facevano interesse. In questo caso è vero quello che hai detto tu, che qualche anno fa erano un po' più svegli, però è anche vero che sono stati loro a premere per cancellare quella legge. Quindi lo so.
Sì. No, però come si cancellano le leggi si possono anche fare riscrivere, però Certo. c'è la necessità di portargli, di produrre proprio la legge scritta che loro devono presentare, perché così abbreviamo i tempi, anche perché nel frattempo, se no, oltre che a esserci fottuti e venduti questo, quello e quell'altro, qua veramente in Italia poi non rimane più nulla da difendere. Cioè, Sì. quando tutte le aziende sono state cedute per 2 lire agli amici degli amici, ecco, meno male E soprattutto che veniamo a sapere. delocalizzate, peggio ancora delocalizzate, come nel caso della GKN, quella è una delocalizzazione. E poi comunque il fatto che noi si venga a sapere, a scoprire che anche in Cina hanno questi problemi della serie che Atene non ride, Sparta piange, o viceversa, insomma. A Se noi poco ci Sparta frega, piange, insomma, anche noi... Atene non ride. Infatti ho invertito le parti qua. Comunque insomma il succo è quello, insomma. Sì, è vero. Noi che siamo sempre stati molto pragmatici e molto operativi, ci tocca esserlo ancora, insomma. Anche se ognuno di noi potrebbe pensare a riposare un attimino un po' le proprie meningi, invece qua noi abbiamo il dovere, visto che le meningi le sappiamo usare e ci sappiamo accorgere anche delle porcate che vengono appunto di volta in volta rifilate al popolo italiano, noi dobbiamo avere invece il dovere di mettere a disposizione del popolo, insomma. Noi non serviamo il popolo, ma ci mettiamo a disposizione del popolo, che è la cosa più grande. Vuoi provare a parlare un attimo di Gratteri in questi ultimi minuti? Parliamo, che poi tanto rinviamo di nuovo il ragionamento. Sì, perché io ho qua le campane che squillano a festa. Appunto. Vabbè, parliamo di Gratteri, che comunque è una persona appunto per bene, che mi pare che cerchi di fare il suo onesto lavoro in maniera pulita, però appunto mi sembra che anche lui venga abbastanza osteggiato. Allora, Gratteri, se non ricordo male, ha avuto 2 atteggiamenti sulle riforme della giustizia. Un atteggiamento, secondo me, io non sono un giudice, ma secondo me a logica sbagliato, sulla riforma Cartabia, perché i tempi della giustizia sono troppo lunghi in Italia, quindi qualcosa bisognava pur fare. E ripeto, un'azienda che lavora in Italia e che sa di non poter contare neanche su una denuncia per truffa, non dico su una causa civile che deve durare 7-8 anni, una denuncia per truffa, dice no, io rinuncio a farlo perché qua entro in una valle di lacrime e tanto vale starne fuori. Quindi secondo me lui, questo però dà più forza a quello che ha detto dopo, perché fa vedere che Gratteri è uno che ragiona con la sua testa, quindi torto ragione. In un caso ha detto non mi piace, nell'altro caso ha parlato di Palamara e ha detto una frase che almeno è stata riportata dai giornali così, che è stata, secondo me, era dirompente e al quale non è stata data probabilmente il giusto risalto. Chi di dovere ha fatto bene a non dare il giusto risalto, perché naturalmente va contro i suoi interessi, però noi secondo me lo dobbiamo dare. Lui ha detto Palamara, Palamara ricordiamo che era membro del CSM, uno dei membri importanti del Consiglio Superiore della Magistratura. Ricordiamo che il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che decide le azioni disciplinari contro i giudici, ma anche, ancora più importanti, le carriere dei giudici. Quindi nomina quelli come Gratteri, nomina i procuratori generali, insomma dà risalto, cariche di grande importanza al sistema giudiziario italiano e anche le cariche del sistema giudiziario delle cause civili. Ecco, lui ha detto, ma tutti parlano di Palamara, sembra che Palamara sia l'unico problema della giustizia italiana, ma lui dice, ma Palamara mica votava da solo. E questo secondo me è l'elemento
che deve far riflettere e che deve spingere, secondo me, al secondo referendum, quello sulla punibilità dei magistrati, sostanzialmente, cioè, e sulla formazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè, Gratteri dice una cosa, dice: ma quando Palamara chiedeva di votare, tutti quelli che votavano con lui chi erano? Perché non si parla di tutte queste persone? Palamara ha fatto capire di non essere in buona fede, ma è possibile mai che tutti gli altri invece erano in buona fede e non sapevano niente di questo? E quindi sostanzialmente qui, per esempio, si è parlato di 81 procuratori nominati su 182, su 132, è un'enormità, nominati grazie agli uffici di Palamara, o perlomeno nominati con l'intervento di Palamara. Ma adesso probabilmente sono anche quasi tutte brave persone, però voglio dire, ma tutte queste nomine, quindi il potere della CSM di nominare tutte queste nomine che in posizioni che sono di grande visibilità, perché sappiamo che i procuratori hanno grande visibilità televisiva, per esempio, chi li ha nominati? Cioè, perché tutte queste persone stanno zitte, non dicono niente, fanno i pesci in barile come se l'unico colpevole fosse Palamara? C'è stata appena adesso la situazione di Davigo, anche lui ex membro del CSM, e della loggia Ungheria. Adesso non so se faremo in tempo a parlarne. Dico brevemente che cosa ho capito che è successo. Allora, un procuratore si accorge dalle dichiarazioni di un avvocato che c'è una loggia dove ci sono dentro magistrati più altri personaggi, ma magistrati. Questa loggia, tanto per dargli un nome, viene chiamata loggia Ungheria. Cosa succede? Succede che questo procuratore, si chiama Storari, sembra che abbia dato il fascicolo della loggia Ungheria al procuratore capo di Milano, che è Greco, e Greco l'abbia dato a una sua vice, che è il PM Pedio. A questo punto Carlo, sintetizza, perché siamo al termine. No, ma se no possiamo rinviarla la prossima volta, perché è un argomento così che un po' di tempo ce lo prenderà. No, diciamo che è un argomento di cui bisognerà parlare, perché ci sono stati vari passaggi, adesso ci sono varie indagini aperte, sia nei confronti di chi ha trasmesso questi fascicoli ai giornali, sia di chi ha rallentato, potrebbe aver rallentato l'indagine su questo fascicolo, rallentato in alcuni casi non può essere molto parente di insabbiamento. Una volta rallentamento e insabbiamento era sinonimi, magari oggi no, ma una volta era così. Dai, facciamo così, che tanto noi ci dobbiamo risentire. Sì. Prossimamente appunto ripiglieremo questo argomento e lo perfezioneremo, anche perché appunto abbiamo persone importanti, abbiamo Francesco Greco, abbiamo Piercamillo Davigo, abbiamo insomma persone che hanno indirizzato anche la politica del nostro paese, insomma, con le loro indagini. Sì, giusto. Domenico, siamo purtroppo al termine. Ok, vabbè, allora perciò appunto dalla prossima trasmissione parleremo appunto di questo argomento, quello Benissimo. che tratta della giustizia. Grazie a tutti, grazie Carlo Persano, grazie a voi. La tua presenza, la tua disponibilità, grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, grazie al regista Roberto Colombo, e ci sentiamo lunedì al filo diretto dalle 16 alle 17:30. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata.
Avete ascoltato Spazio Più.